torneo durato quasi un mese, un memorial regionale intitolato a Manuel Bertoldo, il bimbo di 7 anni di Biancade morto 10 anni fa a causa di un male incurabile. Durante queste settimane si sono affrontate diverse squadre, tanti piccoli calciatori, sia delle categorie esordienti che pulcini. Un modo per ricordare un bimbo che amava il calcio e che aveva iniziato a giocare a pallone. Così il San Cipriano ha deciso di ricordarlo nella maniera più semplice, come se anche lui fosse lì tra i tanti bambini. A vincere è stato il Mestre, ma in realtà hanno vinto tutti. Ha vinto la solidarietà ed il sorriso dei piccoli calciatori. 220 ragazzi che hanno partecipato, 8 squadre per ciascuna categoria. Durante la manifestazione è stata promossa una pesca di beneficenza grazie a molte aziende sensibili a queste problematiche che hanno contribuito sia economicamente che donando anche i premi. Tutto il ricavato della pesca è stato devoluto alla AIL di Padova la sera della finale il 6 ottobre. Presenti anche i genitori di Manuel. Un piccolo gesto a questa grande famiglia che ha sofferto la mancanza di un bambino, insomma. Ha voluto essere presente anche Luca Moro, rappresentante della FIGC, ed alcuni membri dell'amministrazione comunale di Roncade. A premiare i calciatori, la testimonial dell'evento, la giovanissima 18enne Denise Pitea, Miss Grand Prix Auto 2018. Un torneo che si ripeterà sicuramente, dicono gli organizzatori, perché il ricordo di Manu rimanga sempre vivo.